All'angolo rosso Lorenzoni Giulia e all'angolo blu Malacarne Emma. Di enfasi, Davide. È il primo, mi devo caricare un attimo. Accendi. Vado. Vai. Ok, mi tolgo da qua perché sennò si muove la telecamera. Se hai problemi mi chiami, ok? Sì. Ciao Mauri. Io adesso bevo, lunedì bevo smontato tutto. Vai indietro a portarmi copie, vai indietro, non rimanere lì. Stop, stop. Devo fermo. Fermo. Via. Fatti parlare, dai, dai che è finita, dai. Ok, stop. Signore e signori, questo confronto ha visto la superiorità di una delle due, ma tutte e due si sono comportate bene, hanno fatto il loro dovere pari. All'angolo rosso Amato Giosuè e all'angolo blu Canteri Luca. Ah, dopo, ok, potete andare. No. Pulisci dietro. Brava. Anche quelli dopo. Se vuoi ti dico anche quelli dopo. Annuncio quelli dopo anche. Annuncio anche quelli dopo. Ah, Bilancini Pietro, Giulietti Alessio. Bello col caschetto. Adesso tutti loro fanno, tu ti metti qua il caschetto e i guanti, quindi poi sei pronto. Preparatevi anche col caschetto, eh? Allora ragazzi, per l'errore che ha fatto prima il nostro Luca, che è passato, prima si è pulito le scarpe, dopo è passato ancora il pavimento fuori, lì perde già un round. Abbiamo già capito che si vincerà, vero?
Sì, dai. Allora a posto, Posso per rimanere acceso, ma 5. pensavo fosse timido, non fosse... Sì, ciao. Tutto bene? Maglietta sopra, non so più. Cognome? Giustano. Verde di Roma. Sì, è che... Ma ti manca un sacco? Ti manca ancora un sacco? Ah, non sai che ti bisogna. Perché vedi, Ok, stop. Stop. Signore e signori, vince questo confronto Giosuè. Si preparano all'angolo rosso Bilancini Pietro e all'angolo blu Giulietti Alessio. siete già che stanno più giù. Bravo. Michele. Qui per piacere. Blu. Blu. Sì, il primo è blu. Non c'è passi. Ah, no, ecco che non cataloghi. Passi lungo, qui metti i zampini Davide. Pronti? Cancelli il 20. Sì, sì, perché se l'hanno anticipato. E dopo la mano ti dico quali anticipiamo perché ha avuto le chiamate questo. Giusto, giusto. È diretta lì tutto questo? Sì, sì. Sono uscito dalle corde. Portali più continuo. Ok, hai rotto gli angoli.
Stop! Siamo ufficiale perché hai toccato. Forza! Allora, per l'impegno che è stato messo avrei potuto dare un pari, ma con l'ammonizione ricevuta per forza vince Alessio. Alessio! Prossimo incontro all'angolo rosso Victor Annunziata, all'angolo blu di Ivan Pietro. Ehi! Ammonito! Allora, finalizziamo il mezzo match amico perché stanno non fatto ammonitura. Anche se stavo per ammonire te prima, perché eri proprio... Saluto. Ok, stop! Anche tu... Hai visto che richiamo lì per la testa bassa, che l'ha fatta appena appena, tu l'hai fatta proprio alla grande, ma che la prossima richiamo ufficiale, ok? Sono buono, ma non si sente. Forza! Allora, avrei dovuto richiamarlo un'altra volta, non avrebbe finito, per cui sarebbe stato un dispiacere, anche perché sono belli da vedere. Per squalifica vince Victor. Si preparano all'angolo rosso Amico Giacomo e all'angolo blu Ferraro Nicola. La mentalità vincente. Lascia cavare i cini prima di mettersi in caschetto. Saluto. Siamo corretti.
Sono. Ok ragazzi, ultimo round. Ora, fa solo i diretti e sta bene. Box via. Ok, qua. A causa del richiamo ufficiale, la vittoria sicura è per Nicola! Prossimo incontro all'angolo rosso Mingoni Massimiliano, all'angolo blu Zampini Davide. No, vai via il tappeto. Ragazzi, al nostro Nicola, che è un ragazzino di 40 anni che ha fatto il compleanno, l'Accademia, essendo questo giorno fortunato, ci sta Lomacino! Auguri! Da parte di tutti quanti, ok? Vai, come ti cambiamo? Di qua. Entra da lì, entra, pulisci i tappeti. Poi prende già la qualifica. È andato dentro dopo il fuori? No, non devo squalificarlo subito. Signori, saluto. Attenzione, poco siamo. Non è convinto, ma era poco.
terminato. Dai, via. Allora, signore e signori, abbiamo visto Mingoni è quello che deve trovarmi casa gratuitamente, per cui l'avevo già detto. Spiegato il nostro qua che ha avuto come avversario lui. Signori, vince Mingoni! Prossimo incontro all'angolo rosso Bagarini Riccardo, all'angolo blu Cattafesta Maurizio. Ciao Maurizio! Angi, ma Angi, me la merito come ricompensa la bottiglietta? Certo, scusa. Figurati. Non una volta perché sennò il sole... Saluti! No. Vuoto, Stop! Sì, vai. Stop! Andiamo ufficiale. Perché continua a colpirlo sotto. Box! Ok! Quando Ultimo round, box! Mauri, non toccare, stavi quasi per il risultato. Siamo per il nostro Mauri. Qua ci voleva, perché per il calcio speriamo. Signore e signori, tutti e due hanno avuto una munizione, si sono comportati bene, però devo dare un risultato. Il risultato è vittoria di Maurizio. Per il prossimo incontro all'angolo rosso Meneghini Sofia, all'angolo blu Ruaro Alessia. Signore e signori, hai detto i nomi? Sì.
sentire il microfono io però, capito? Cioè, quando devono combattere, suona il gong, ok? Dici nome e cognome dei due, ok? Chiaro. Dai che finisce, dai! 3, 2, 1. Se vi ricordate, nel primo round ho dovuto ammonire la Sofia, per cui vince Alessia! Per il prossimo incontro all'angolo rosso Abudi Kassem e all'angolo blu Pasquetti Zeno. Guarda lui, non andare di fuori. E questa è la 9. Signori, ultimo round, box. Chi è il prossimo qua? Stop. Bello, me lo do per l'ultimo colpo, ma è stato io e cazzo. Stop! Testa bassa. Stop! Ok! Va ragazzi. Del confronto meritano il pari, però mi sembra che stiano facendo un mini torneo come in 5, per cui devo dare la vittoria per forza. Alla Budi!
All'angolo rosso, Ledri Marco, all'angolo blu, Teng Si. Ho detto. Olivieri e Tedesco. Scusa. Anzi, Anzi. Scusa. Ehi, scusami. Nei cosi mancano il tuo nome. Ho scritto solo tedesco qua, manca il tuo nome sul tuo documento. Sì, ma il tuo avversario. Sai chi? Non so il nome. Perché manca su tutte le carte, non ti preoccupare. Allora, signore e signori, ve ne siete accorti della precisità che ha fatto il nostro sì, che finalmente ha fatto quello che ho sempre insegnato a tutti, di andare avanti, sta facendo un lavoro di diagonali. Guarda, ha messo in difficoltà il nostro Nicola, per cui dice sì! Hai visto? Quello che non è inventato, oggi per farlo, bravo! Angi. Il nome suo non l'hai scritto. Io non so come si chiama. Non so come si chiama. Davide Tedesco. All'angolo rosso Olivieri Diego, all'angolo blu Tedesco Davide.
Box. Avete visto che c'è stato un richiamo ufficiale per testa bassa, per cui vince il nostro Diego! Entrano all'angolo rosso Amico Giacomo e all'angolo blu Marchiori Damiano. Se hai bisogno di una macchinetta, c'è volume, scherzate per alzare il volume. Io se per me si sente bene, dimmi tu. Senti bene, però vuoi alzare un pochino, tieni premuto sul volume più. Ciao Luigi! Serve un altro? No. Dai. Posso berla io questa però? Rompialo con da vicini. Smerto. Con il tronco si colpisce. Veloci, colpi, come veloci? Uomini col tronco. Buono. Signore e signori, avete visto che è stato un bel confronto tra due simili, però quello più corretto è stato il nostro Giacomo! Per il prossimo incontro all'angolo rosso Sterzi Gabriele, all'angolo blu Volpato Roberto. Saluto. Vai. Stop! Perché? E dopo non capire. Le gambe. Non lo so. Vai, avvicinati doppiando al sinistro.
Signori, box. Se voglio andare. Signori, avete visto i richiami che ho dovuto fare? Dice Roberto! Ma soprattutto quando c'è stato lo scontro, mi devi portare con il tempo. Per il prossimo incontro all'angolo rosso Mignolli Luca e all'angolo blu Olivieri Corrado. Buono, me l'ho fatto attenta e dopo magari mi mette il piede. Signore e signori, ok? Saluto. Lorenzoni Giulia e Zuccotto Marta. Dovete far vuoto e non portare in conto competenze. Se vi fate male, diventa la mia reputazione. Box. Signori, punto là, box. Stop! Adesso vai con il cerco di guardare. Mettiamo già. Box. Lunghi, dai.
Sinistro! Signore e signori, cosa volete che vi dica? Uno provoca quell'altro vuol portarli fuori. Si toccano a vicenda pari! Per il prossimo incontro all'angolo rosso Lorenzoni Giulia e all'angolo blu Zuccotto Marta. Facciamo la Al centro! Forza! Lunghi colpi! Muovi troppo! Lunghi colpi! E ci sono appena le ultime 5 della strada alle 3:30. 4. E Mattia? Si preparino Amato Giosuè e Stefanello Mattia. Signore e signori, nulla da eccepire, tutte e due si sono impegnate, nessuna preziosità da una parte e dall'altra, per cui pari! Per il prossimo incontro all'angolo rosso Amato Giosuè e all'angolo blu Stefanello Mattia. Dopo di questa 3 minuti di pausa che devo bere un goccio d'acqua, ok? Signore e signori, qua, saluto. Ok, ragazzi, siete una pianificazione materiale. Portate, va?
Le mani, Mattia. Non farsi indietro. Le mani. Allora, non dire che siamo iniziati, signore e signori, inizia per squalifica Mattia. Adesso 3 minuti di pausa, per il prossimo match si preparano Bilancini Pietro e Vecchiato Enrico. Potrei darti per un'ombrelletta. Sì, c'è un caldo, beh, ma anche da te non si sta tanto meglio, eh. Hai visto che roba? Stai prendendo un bottone e basta. Stai parlando. Davide, sai me la chiamo solare? Sì, no, se una ragazza con l'ombrellino, spero che fa. Cioè, vuoi vieni mica un ombrellino che metti qua, mi fai
Ma è proprio una ragazza sessista. No, va bene, anche lui va bene. Dammi l'ombrello. Adesso sono in una posizione scomoda, qualsiasi cosa dico è un casino. Guarda che non puoi rompere. Esatto, ma lì sarebbe quello lì, ma anzi, mi mangia se glielo dico. Dica. Vuole lei? No, non è vero. Lei. È che mi servirebbe uno con l'ombrellino qua, non abbiamo uno da pagare. Sto scherzando, anzi. Sono le tue le scarpe. Sì. Perché se vuoi salire qua... No, sto scherzando, va tutto bene. No, perché se vuoi salire qua devi toglierti le scarpe. Salire. Però devi toglierti le scarpe. Vuoi far tu? No. Puoi far partire il timer se vuoi. Come si fa? Puoi fare start. Quando Piero ti fa segno. O vuoi leggere i nomi? No, quello Fare no. un discorso? No. Allora lì la telecamera funziona ancora. Se inquadra il ring giusto. È giusto inquadrato, Sì. Si vede tutto. Ci metto la Ma mia Piero faccia. torna o... Quanta gente c'è? 3 persone. Dai, ma perché sono tutti qua dal vivo? E basta, andate in palestra, sono andati. Sì. Bravo. Che figata. Prova. Funziona, hai visto? Sì che funziona. Chiama Piero e digli che deve arbitrare. Sì, dopo si incazza. Volume. Questo è spento. Sembra una modella, Enrico. Guarda che ora. Riposato. Sei bellissimo. Sto facendo? Perché sono così? Ma da quanto dura un round? Un minuto. 2 round a 1 minuto. Sì, ma dovremmo ricominciare che Piero fa gli affari suoi. Signore Piero. Signore Piero Luga è atteso sul ring. Esatto. Ma fa cognome Ruga. Giusto. Giusto per C'è scritto dappertutto. No, giusto per essere sicuro. Guarda, chiamalo. No, tu. No, di che Piero è atteso. No. Ripeti cosa che Ma devo tu sei dire. piccolo, non si incazza. Cos'è che devo dire? Che Piero è atteso. Quanti anni hai adesso? Anne 12. Un anno. 12 mesi mancano. Non è tanto. Un anno e... Quando compri? a dicembre. SMR. Paolo. Allora fai tu partire. Quando Piero te lo dice però. Quando? Start. Lo so. E quando... Riprendono gli incontri all'angolo rosso Bilancini Pietro e all'angolo blu Enrico Vecchiato. Che voglio, quanto... Ma che dà un fastidio incredibile. Sì. Ma neanche si vede che stanno andando avanti. È schivata la vita. Vieni anche te. Oh, te. Ah, ma che Scarpe. sì, costa anche di lui. Adesso sporco, però poi sono dettagli. Bravo. Guardi foto. Dipende da chi c'è. Certo. Tu vai con acqua? Sì. È arrivata. È fermo. C'è la pausa. 30 secondi. Dopo parto da solo. Poi ti devi spegnerlo alla fine. No. Per rischiare. Esatto.
Sto facendo a caso. Dove funziona? Chi vince? Chi ha vinto? Qua. No. Ah! Incontro non c'è. Al coppio. Ho visto che intuizione. Sì. Non è perché l'ha detto Piero. Per chi vince? Quello blu. Eh? Sono d'accordo. O quello rosso? Ma quello blu. Blu, blu. Eh? Qui non possiamo fare altro che dare un pari. Per il prossimo incontro, all'angolo rosso Victor Annunziata e all'angolo blu Olivieri Diego. Guarda Piero con la via. Vieni pronto per fare il con Piero con la via. Luigi Diego. Match 20 diventa Sterzi Gabriele Mingoni Massimiliano. Recuperiamo il buco che si era creato. Ho già cancellato la riga. Scritto in fianco. Sterzi Mingoni. Darzi Gabriele hai detto? Mingoni. Vengo a controllare la telecamera. Mingoni Massimiliano. Contro Sterzi. Sterzi Gabriele Mingoni Massimiliano. Cazzo, guarda. La diretta storta. Ascolta, appoggio il cavalletto qua in modo che stia diritto. No, niente, non si riesce, niente. Va così. È lievemente storto, ma non si riesce a raddrizzare. Sì. Perché non, perché non andare lì perché sennò si ribalta tutto, Perché purtroppo stanno imbarcato. Piotr. Piotr. Cosa? Fuori, se no. È nostro. Vero? Perché Leonardo non è ancora tornato? No, non è tornato. Ho capito. È tornato in palestra. L'altro ragazzino che c'è e è in ritiro per casa. Felix, sì. Facevate voi due? Signore e signori, questo è stato un match bello, Metà e metà. interessante, per cui pari! Premo due volte. Per il prossimo incontro, all'angolo rosso Ferraro Nicola e all'angolo blu Marchiori Damiano. È il suo compleanno? Non ho capito. Perché gli ha dato la coppa? Sì. Sta facendo?
25. Ok? Veramente, così buggato il tuo telefono. Stop! Sabato 25. Ah, scusa bro. Matti. Venti. Scusami. Davide, No. 19. 19. Lo stesso nome. Davide, è il tuo nome. Box. Stop! Ma c'è qualcosa di strano perché Stop! Box! se mi detto di mettere Sterzi Gabriele. Ah, e cosa? Mingoni Massimiliano. Non è Massimiliano. Ma non c'è lui. Ma perché Zampini Ah, Davide? no, ma... No ma Angi, Jerica, ma mi hai fatto togliere lui, ma lui è arrivato. Mi hai detto al 20 di togliere Davide, ma Davide è arrivato adesso. Sterzi Gabriele, Mingoni Massimiliano. Esatto. Era quello Mingoni Massimiliano, Zampini Davide, cancellato. Sì, ma Davide, lui ha detto che il 20 è suo, appena arrivato qua di corsa ha detto che il 20 è suo. No, ma comunque quello lì l'avevamo già fatto prima, perché era quello che avevamo anticipato. Quindi lui non deve più lascia combattere. Sterzi Mingoni. Tu diglielo però. Andiamo ufficiale. Vai, box! Dai, Eh? fatti fuori. Ho già metà. Poi ci saranno le finaline magari nel servizio. tirato che c'è. 20, 19. Ma ce ne sono tante. Ma poi ci sono i finali. Dove dovrebbero stop? Perché signore signori. Ma non c'è Sterzi. Guardalo, guarda il cavallo. Ok, stop, guarda. Allora, ragazzi, Giusto. ecco, quando dico fuori, non è che tocca a me, tocca a me. Ok? Da Marini, Sterzi Gabriele, Zampini Davide. Poi parlo, Non capiremo più niente di quella categoria lì, ma vabbè. Ok? Comunque sono loro. ok. Signore e signori, vince Nicola! No, 2 su 2! Auguri! Ma sai che ha vinto? Perché è stato lui che ha fatto il tutto per prendere il cavolo. Per il prossimo incontro all'angolo rosso Sterzi Gabriele e all'angolo blu Zampini Davide. È giusto? Ciao, grazie, stai. Come stai? Molto bene. Chi è il prossimo? Io però. Ma arriva adesso da che tempo Ripeto, all'angolo rosso Sterzi Gabriele, all'angolo blu Zampini Davide. Anche qua bisogna far partire dove sei scappato. Ah, Bisogna far partire qua Lo so, con il lo Piero so. lì. Sei te. Poi sono io che non faccio un cazzo. Questo uno. Ah. Mettilo là, mettilo là. Volevo farlo tremare. Cos'è che vedevi? Volevo farlo tremare. Davide, scrivi alla gara 27 perché dopo Davide deve andare a lavorare. Metti Volpato Rosso, Volpato Roberto, Zampini Davide. E dopo quelli lì li recuperiamo più avanti. Ma Passilongo tanto non c'è? Eh? Passilongo non c'è No, comunque. Passilongo al Covid. Quindi all'incontro Metti 26. Volpato Roberto, Zampini Davide. Va.
Questo qua è il primo, giusto? O il secondo? Incontro. Il secondo round, scusa, o il primo? Ci sono che spento? Non so. Kit di salvataggio. Ma io tutti, cioè... Ma non hai premuto stop? Signore e signori, pur avendo toccato lo perdoniamo perché ha chiesto subito scusa. Pari! Per il prossimo incontro all'angolo rosso Vagarini Riccardo e all'angolo blu Mignoli Luca. Chi è quello blu? Ma di Sarà un pari sicuro, quindi deve. Signori? Voglio anche una sedia. Non sono d'accordo con questa cosa. Io sto lavorando. Lo annuncio. Chiamo. Si preparino per il prossimo incontro Malacarne e Meneghini. Ci ho provato. Richiamo. Malacarne e Meneghini si preparino agli angoli. Vedi, stiamo preparando il coso per mangiare. Al telefono nuovo. Il panino. No, dico Angelica prima che mangiava Ovvio che ci voglio andare. La Dio può andarci pure a Sei andata al momento. Sì, ovvio. Ma 5 giorni sono uscito. No, un giorno lo so a casa. Sai perché avevo un male qua, tutto qua? Perché avevo fatto... Sì, esatto. Un giorno a settimana va bene. Ero con Davide, vuoto, e mi sto allenando su questo. Ieri mi
mi sono incazzata, mi sono messa a piangere perché non riuscivo a fare un esercizio. Quale? Stavo facendo... È secondo? Sì, perché praticamente stavo facendo guanti con giù. Signori, vince Luca! Facendo guanti con giù. E Piero mi diceva, fai queste schivate, siccome è un po' più alta. Ok. Io ce la fai col passo avanti e dovevo comunque caricare. E non riuscivo a farlo. E quindi mi sono incazzata perché non lo so. Prossimo incontro all'angolo rosso Malacarne Emma e all'angolo blu Meneghini Sofia. Però comunque Sofia, sì, Sofia, prima, come hanno cominciato? Si è cominciato subito. Mamma è brava. Ha distrutto Sofia. Oddio, Sofia ha distrutto. Oh mio Dio. Ma stai distruggendo? Ma dove sono le ragazze? Sì. Quello è il punto. Via! Adesso deve girare. Via di nuovo! Ok, no, ci sa fare. Io da un annetto. Aspetta. Si preparano agli angoli Canteri e Abudi. Ma ci sono due dirette. Che due? Bello il prossimo. Bellissima. Però Abudi è forte. Abudi Mattia. Però Mauri fa una grande guanti. Meno male, l'ho distrutto. Vai sotto, Via! Se va sotto la distrugge. Vai tu adesso! Però poi se ne frega, se va sotto appunto capiamo. Dopo quello che mi ha detto ieri Piero, secondo me è la banda. Senza fiato. Però anche se fai senza fiato. Ne ha poco. Dai, qui su. Vedi, si dovrebbe allontanare, non dovrebbe attaccare, perché senza fiato. Dovrebbe girare intorno. Ok, stop! Ciao ragazzi! No, chi vince? Allora, Secondo me pari, secondo me pari. diamo a Cesare quello che è di Cesare. La Emma è stata più corretta, per cui vince Emma! Bumba! Sai perché? Cosa? Per il prossimo incontro all'angolo rosso Canteri Luca e all'angolo... Si sono scambiati? No, all'angolo blu Canteri Luca e all'angolo rosso Abudi Kassem. Cos'è che... Aspetta, dopo mi dici. Vabbè. Angoli, Aspetta che fanno guanti. box! Vabbè, mi fa la palestra. Mattia a... Dov'è? Secondo lui. Secondo me no. Luca forse è terzo.
facendo uscire. Bosca bella partita. La panchina. Anche Luca fa. Non è male. Si preparano Giulietti Alessio e Ledri Marco. Posso dire che sono? No! La chiudo. Che cos'era il braccio? Infatti. Andiamo No. già. Cos'è? Clicchiamo il pizzo, perché l'hanno Anche prima si è tirato come tipo così poco che si... È tipo, comunque adesso è tipo un montante come cose. Perché così da tenere da Anche Quando di hai fatto lo riporti indietro, no? Dopo le Cos'è? Boxino. Signore e signori, vince Abudi! Peccato, volevo dire che era una mezza sega. Aspetta, la telecamera che... Abudi! Per il prossimo incontro all'angolo rosso Giulietti Alessio e all'angolo blu Ledri Marco. Cosa per me che si incazza? Alessio? Beh, anche Alessio è forte. Allora, Sì, sì. Sì. Vai. Sì, che vedi bruciare, che pacchetto adesso tipo tutto scialla là, così, vero? Perché invece c'è tutto il movimento, tutto velocizzato, vero? Qui invece così lo metto all'angolo. Comunque anche Allegri si chiama, come si chiama? L'altro, sì, giusto, Allegri. Allegri, no, Allegri. Anche lui non è male, comunque viene da un po'. Si preparano Biban e Tedesco. Tedesco. Aspetta, chi è Iban? Iban? Ah, ok, Iban è tedesco.
Ma cosa mi chiude dopo? Oh, mi dico sempre che dico sempre Signore e signori, meritano la vittoria tutte e due, per cui pari. Per il prossimo incontro all'angolo rosso Vivan Pietro e all'angolo blu Tedesco Davide. dopo chi c'è? Ecco Giacomo. Ecco Mauro devo vedere io. Mauro è fortissimo. Oh, il blu. Anche tutta questa gente non la vedo in palestra. Come dov'è quello? Dov'è? Non lo so dov'è, comunque un altro. Più forte. Era contro chi era? Non mi ricordo, non me lo ricordo. Cosa vuol dire questo? Quello che fa così. Sì, fanno così. Questo vince Pietro, forse lo fanno. Perché mi sta facendo tantissimo. Si preparano agli angoli Amico Giacomo e Rustani Claudio. Alza quello con voce. No, ma questo è quello che si deve preparare. Vabbè. Non so come vuoi iniziare il Mauri. No, grazie. Vuoi dire che il Mauri è il campione italiano? Che devo fare io? C'è adesso. Vedendo i risultati. Sì, Hai detto serio? tranne i primi due che me li sono persi. Hai detto serio? Mi sono perso solo i primi due, Angi. Ah, basta! La mosca attaccata? Oh! Proprio, oh! Oh! La mosca attaccata a me! Ascoltami, gara 34 è sempre il solito girone che cambia. Allora, Sterzi per Gabriele, la continuità, la vittoria la daremo al nostro Pietro. Sì? angolo Vingoni rosso. Massimiliano. Per Grazie. Dopo ti le aggiorno. preziosità fatte nel secondo round, daremo la vittoria al nostro angolo blu. Per cui tra Pietro e Davide, pari! Vabbè, ci stanno per vuol dire che hanno vinto tutti e due. Come hanno perso? Pareggiato. No, cos'è? È karate, mi sa. Per il prossimo incontro all'angolo rosso Amico Giacomo e all'angolo blu Rustani Claudio. Timer box. Si preparano Volpato Roberto e Zampini Davide. Al giro largo, poi davanti alle telecamere. Io ti devo squalificare.
i colpi. Oh. Grazie per cadere. No, vi dico troppo. Non stare indietro. Non stare tanto indietro. Vedi che poi una roba. Ti guardate che prendi bene perché davanti ti vai addosso. Capito? Anche perché quando ti porti oh! Vince quello rosso perché lo sto chiamando. Prima hai richiamato anche quello rosso, l'hai chiamato Bello? Non le dire quindi adesso. Però il blu è più forte forse, no? Faccio forte. ma sono tutto il giorno Come è carico? fuori. Sì, o blu o carico. È la seconda. Allora ragazzi, abbiamo visto una supremazia da una parte, primo round, la supremazia dall'altra, il secondo, ok? Per cui, pari! L'ho detto. Ve l'avevo detto io. Per il prossimo incontro all'angolo rosso Volpato Roberto e all'angolo blu Zampini Davide. Mi raccomando, Sì, ma il problema è che non andate avanti, io dopo. E dietro pure davanti c'è. E davanti c'è. Si preparino agli angoli Cattafeste e Olivieri. Questa è Mauro. Mauri e Olivieri. Mauri e Corrado si preparino agli angoli. Sì. Cattafeste angolo rosso. Dai Mauri. Mauri! ok! Lento. Vedono loro Secondo me non c'è Volpato. Perché fa? Squadra in mano. C'è anche Davide. Nel primo round non Ma Davide è agile. Aspetta. No, sulla telecamera! Mauri, perché esaurichiamo, C'è Davide è stragile. Speriamo di no. Ma chi l'ha detto che richiama? Allora mi sa che vince Volpato. Non lo so.
finalmente l'angolo blu, dopo tanto, ha fatto 2 allenamenti. L'angolo rosso invece è il vice campione d'Italia attuale. Dunque, vince l'angolo rosso! E al nostro angolo blu che ci lascia perché deve andare a lavorare il gadget della cadenza. Per il prossimo incontro all'angolo rosso Captafesta Maurizio e all'angolo blu Olivieri Corrado. Presidente, Bravo, Robby. caro sindaco, Ma quindi vice campione d'Italia? Medaglia, il primo posto medaglia di bronzo? No, oro, ultimo è bronzo. Ultimo, vabbè. L'ultimo non prende niente. Vabbè, nel senso nei 3. L'ultimo dei 3. Adesso parliamo con Vano, dai. Quando lo fai fuori? Dicevi che potevo pure esserci qua sopra. Qua sopra che ci potevo essere. No, io sono triste. Cioè, io su quel tappeto ci potevo essere. L'anno prossimo con 13 anni sarai sempre. L'anno prossimo ti farò quando vorrei. No, l'anno prossimo avevo 12 anni. Quando ne avrò. Cioè, sì, esatto. Tra 12 mesi, cioè, un anno e 3 mesi. Ma è vuoto e anche. Cioè, sì. Si preparano Alessia e Marta. Ma interessante. Con Sofia si aveva vinto. Safari. No, non era pari. Era uno dei primi. Siamo alle velocissimo. Sì, infatti. Ma lui cos'è il campione? Il campione italiano. Dopo Volpato. Cioè, No, della sua età. Il Mauri combatte. ah sì, degli under 60. Giusto? Sì, sì. Quindi no, quindi sì. Per forza, 62 anni. Della sua età è campione italiano. È bellissimo. Siamo ufficiale, lei Sta incazzando. Cazzo faccio niente. Allora ragazzi, Vai. bellissimo questo match Forse vinto tra primo round. Per il primo round avrebbe vinto Maurizio, il secondo round invece che ha fatto le preziosità l'avrebbe vinto Corrado, per cui non posso far altro che dire 1-1 pari! ci sta. Se non mi cade Mauri forse. Per il prossimo incontro all'angolo rosso Ruaro Alessia, all'angolo blu Zuccotto Marta. Quanti qua? Sento com'è che sta la telecamera Mauri. Intanto si preparano Zeno e Mattia.
differenza di combattimento da prima. Prima c'erano 2 in grado di poter fare il contatto. In questo momento invece abbiamo un agonista Audi, un agonista materiale. Non posso fare contatto a 2 categorie differenti. Per cui ti ho fatto fare il fuoco. No? Ah, il vuoto. Box. Non stavo capendo. Mi sembra... C'è velocità nei contri adesso. Ma verità, non direi. Non l'ho già fatto adesso. Dai, basta, osa. No, Osa. Bello. adesso c'è questo. Quando è? No, adesso è contro me, l'ha vinta Alessia. Non l'ha fatto, scusa. Sia. Sì. Ah, sì, Sofia contro me era. Ah, ok. Tra poco c'è... Qua. Questo incontro naturalmente chi era più continua per portare cose. Vince Alessia! Voi deve aver cliccato 3 volte. Possiamo fare 5 minuti di pausa? Facciamo perché questo e poi pausa o vuoi fare pausa adesso? Come vuoi tu, però. Facciamola dopo questo, pausa di 5 minuti perché so cose. Certo. Per il prossimo incontro all'angolo rosso Pasquetti Zeno e all'angolo blu Stefanello Mattia. Dopo 5 minuti di pausa. Mi sono dimenticato. Bello, sì, sempre bello. Braccia via! Bella sta schifata, mi è piaciuta. Ecco perché è il vero. Lo chiamavo Zeluccio. Vai Mattia! Che succede? È tirato uno potentissimo. Dopo il costante stop. Tirati un po'. Vabbè, normale. Bene, non ho capito cosa c'è la soda. C'è acqua. Tanto tempo fa. C'è scritto la data sul 1937. Non mi ricordo. Comunque è dall'altra parte ci aveva scritto una data. Dopo di... Ma tu dove abiti qua, Sandro? Sì. Ma perché abitate così? Via, passi dietro il marco. Esci dalle corde. Sta chiuso. Sai questo difetto di Zeno? Che forse quando tipo butta le corde. È tutto di cliccare. Nell'Audi portano i colpi, quelli incisivi. Per adesso. Vince Mattia! Bravi. 5 minuti di pausa, dopo la pausa riprendono Si e Enrico.
Aspetta mia, Ci siamo? Sì. Signore e signori, abbiamo in presenza il sindaco di San Giovanni Lupatotto. Ascoltate quello che ha da dire, perché io sono già soddisfatto per la sua presenza. Ok? Grazie. Per la verità è il contrario, è che è l'amministrazione che ringrazia le associazioni sportive, perché se San Giovanni Lupatotto sta investendo nell'impiantistica, se sta investendo per la diffusione dello sport a qualsiasi livello, io sono stato estasiato prima di vedere il confronto di persone che non sono più giovanissime, bravissime, prestanti, atletiche. Stamattina all'apertura abbiamo parlato con medici che ci hanno confermato che lo sport fa bene, fa benissimo, se viene esercitato, se viene svolto correttamente, altrimenti no, ci si fa male. Ecco. E vedere che può durare, anzi dobbiamo dedicarci allo sport sempre durante tutto il percorso della vita, insomma fa capire che lo sport è che tutto bene. Ecco, io aggiungo soltanto, oltre ai ringraziamenti, evidentemente, perché il Comune può fare delle strutture, ma chi poi fa crescere la cultura sportiva e avvicina la gente allo sport e permette alla gente di fare sport sono le associazioni. Ecco perché ci deve essere un continuo rapporto osmotico, ci deve essere un rapporto di contaminazione profonda, ci deve essere un rapporto di relazione, di collaborazione con le associazioni che fanno crescere la cultura sportiva, perché aumenti la qualità di vita. Fate attenzione a una cosa, è una delle chiavi di lettura di una vita felice, il movimento. Se non c'è il movimento, la persona, l'organismo, noi siamo in movimento, il nostro corpo è in movimento, tutti i secondi le nostre cellule sono in movimento. Ecco. E quindi davvero grazie stamattina a chi è qua a dedicare del proprio tempo per dare la possibilità ad altri di avvicinarsi allo sport. Ogni sport va bene, io gli ho chiesto anche al medico, ma anche il pugilato, ma anche, fa benissimo, questa è stata la risposta per ogni tipo di sport, però in relazione alla persona, alle caratteristiche, ai limiti individuali, ognuno ha il proprio limite che deve superare senza guardare gli altri. Grazie all'associazione Ruga di Italian Boxing e a tutte le altre ovviamente associazioni. Io ringrazio il Comune per averci dato questa possibilità, il Comune nel senso del sindaco, consiglieri, tutti quelli che sono vicini a questa, diciamo, manifestazione, perché è la manifestazione di tutti gli sport di San Giovanni. Ma ricordarsi una cosa, che non è da oggi che lo sport, il movimento viene visto come necessario e dall'antichità, come il nostro sport che è nato nell'antica Grecia, era uno sport olimpico già allora, quando oggi ce lo vogliono togliere dalle Olimpiadi.
Però non fa niente, risorgeremo e ricordatevi che non più di, come dire, è cominciato proprio un secolo fa, dove qualcuno diceva che il sabato doveva essere dedicato allo sport. Grazie.
Se stai qua devi leggere i nomi. Sente lei. Prova. Sente lei. Prova. Tolto lei. Adesso è un bottone. Ok, si preparano per il prossimo incontro all'angolo rosso Tansi e all'angolo blu Enrico Vecchiato. Ma è già fatto, vero? Dovrebbe essere stato. Sì, quando Piero ti fa segno, come al solito. Bravo. Sei intelligente. Adesso 12-20. Ma 2 secondi fa era. Andare in bagno. Ripeto, all'angolo rosso Tansi e all'angolo blu Enrico Vecchiato. Perché ripeti? Facciamo tempo, guadagniamo tempo. Non devo, noi tanto lo fai lo stesso. Tanto lo fai comunque. Vediamo l'incontro. Ma è vuoto o è... Quanti leggeri, secondo me. Prossimo incontro. Si preparano. Vittorio Davide. Che fastidio! E qua... Si preparano Vito e Davide.
Davide, 34 che avevo già detto la modifica. Terzi Mengoni. 34 Sterzi Mengoni. Ok, grazie. Dopo non ti so più chiamati. Ah, scusa, pass. Sì, dentro un bagno. Ah, lui dove c'è? Vabbè, non lo so. Scusa. Come fai a capire l'angolo? Prima sempre lo rosso. Sì. Cos'è che torna? Solo dietro. No, era sulla... Ma dopo devi dire all'angolo. Adesso devi dire all'angolo. Devi dire all'angolo rosso piccolo. Signore e signori, questo confronto io darei la vittoria a tutte e due. Pari! Prossimo incontro all'angolo rosso Victor Annunziata, all'angolo blu Tedesco Davide. Non c'è già stato, scusa. Questi si menano adesso. Probabile? Sono amici. Allora sì. Ah, sì. Stavo pensando a poter andare in bagno. Ma qua non c'è un bagno. O vado a Lidl. Sì che c'è Lidl. Hai capito. Siamo capiti, sì. C'è la barba uguale al cantante. Per sciere. È un po' rosso. No, è arancione. Che a mezzo rosso e mezzo biondo. Giallo. Si preparano Ferraro e Rustani. Perché non me l'hai fatto dire a me? Anche se me l'avrei detto. Perché non me l'hai chiesto? Ma non si sta nominando. Questo è quella leggera. L'angolo rosso. Che non c'è. Cosa? All'angolo rosso si preparino Ferraro Nicola, all'angolo blu Rustani Claudio. Ferrari Nicola. Chi è Nicola? Ma manca l'angolo rosso. Chiamare Angelico. No, niente, ma non era grave, non c'era bisogno. Tu hai detto che non c'era l'angolo rosso. No, che Ferraro Nicola deve andare a prepararsi, non so perché, però va bene. Tu hai detto di chiamare Angelico? Allora cosa dici niente? Ragazzi, venite però! Ripeti. Ci ho provato io 2 volte. Ripetilo. Allora, il nostro Davide qui nei precedenti confronti ha fatto di più, si vede che stanchezza, la fame, non ne volete mai. Invece il nostro Victor era sempre pimpante, per cui vittoria di Victor! Vai Victor!
Stagno Claudio. Ti pagano per fare questo lavoro? Andiamo tutti e due. Per il prossimo incontro all'angolo rosso Ferraro Nicola, all'angolo blu Rustani Claudio. Si preparano Sterzi e Mengoni. L'ultima pagina. Mm? L'ultima pagina. Dove si va a mangiare? Guarda qual è l'ultimo incontro. Ah, scusa, il suo vero nome è come cavolo si chiama? Non lo so. Quello che della l'ultima esibizione la facciamo intera. In che senso? Era un documento. Sei pipì. Non è giusto. Cioè tu non fai niente, c'è la serie, faccio qualcosa e non la serie. Non è fatto. Sì, quello che ho fatto. Ho cliccato 2 volte. Ah, perché non riesco a vedere. Oddio. No, sì, guarda. C'è il sole non riesco a vedere. Non avevo capito chi era, mi stava seguendo. Vediamo. No, la spalla. Il più alle 2. Dico chi si deve preparare. No, ma ci sono già preparato. Non è vero. Non è vero, ti dico. Ultimo cambiamento di quella categoria disgraziata, numero 41, Sì? angolo blu, angolo rosso Volpato, Roberto, angolo blu Mingoni Massimiliano. Così quella categoria lì l'abbiamo finita. Dopo ci saranno fuori torneo Francesco e Jacopo, quindi quelli dopo magari li scrivi a mano dietro al foglio. Sì, ma pensavo Angi, ma gli ultimi incontri, la Budica, di Mattia, facciamo sempre da noi, lo facciamo intero. No, Con no, le main è event. sempre così. Una roba alla volta. È il main event Vedi che ti sta arrivando finale. anche l'ombra. Non c'è dubbio, il nostro Claudio ha preso il richiamo ufficiale, per cui vince Nicola per la terza volta. Per il prossimo incontro all'angolo rosso Sterzi Gabriele e all'angolo blu Mengoni Massimiliano. Grazie. Grazie. Un po' di più qua in tempo. Sei diventato serio? 3 su 3! Ok, Vedi questo confermato? Si preparano per il prossimo incontro Bagarini Riccardo e Olivieri Corrado. Corrado mi fa morire perché nel pregare ha gli occhialetti da... Olivieri e Corrado. E chi è? Il papà della Gina. Ah, Olivieri Corrado. Ah sì, no, mi fa confuso. Vabbè, dopo non avevo detto. Come si fa? Adesso sono un po' di incontri belli. Sofia e Giulia.
Adesso? Poi c'è Abuso. Sofia. Poi c'è un... Sofia. Sono ficcato un coso nella schiena. Sofia Giulia vince Sofia. Giulia. No, ma Giulia non è tanto forte. Nel senso, c'era a caso. appena iniziato. Ragazzi, in quel minuto date tutto, perché no. Bene, volta che devo forse da qui. Signori? No, ciao, però. Ma che fresco ci sei? Hai pensato di tutto? Sono illegali. Fanno male. Si preparano. Sono già pronto. Mi hai detto che c'è cosa? Giulia e Sofia. No, prima ci sono loro e poi ci sono Quanto manca? Qua. Signore e signori, vince Lincoln! Per il prossimo incontro all'angolo rosso Bagarini Riccardo e all'angolo blu Olivieri Corrado. Con lui solo buono. Si preparano Lorenzoni Giulia e Meneghini Sofia. Voto anche per te. Un cazzo dei ragazzi. Vai! Si preparano Lorenzoni e Meneghini. Giulia e Sofia, vai a chiamarla, era un piccolino. Cioè, ho detto là, devi buttarli alla fine. Sei in ritardo, devi aspettare prima questa roba. Ci sono 10, no, meno. Sì, 10 incontri. Non so neanche con chi, tra l'altro. Non so neanche con chi. Contro chi vince tra Budi e Mattia. Infatti me ne frega un cazzo. Quando ci siamo capiti tu l'hai pescato, tu sei lì Ero blu prima. No, te qua, adesso cosa succede? Vince. Cosa dico il prossimo incontro su Sofia e Sofia? In questo. No, l'angolo blu c'è Allora, all'inizio del secondo round avrei dovuto squalificare Corrado per
per aver toccato, perché gli avevo detto che questo era un poco. Comunque lo faccio finire per non divertirmi. Signori e signori, vince Riccardo. Per il prossimo incontro all'angolo rosso Lorenzoni Giulia e all'angolo blu Meneghini Sofia. Si preparano Amato Giosuè e Abudi. Senza sega. È in amicizia! Dai, senza sega. Guardate, Anzi, dai Giulia. Dai Giulia. Adesso il primo punto perché c'è stato casino nella categoria Vai Giulia. Vai. Spostati. Schiva. la gara 46 l'ha recuperata, cioè per lì sarebbe vuota perché appunto c'era strano fatto poi il campo e dopo ne farete un altro paio alla fine, dopo ne mancano 10 alla fine ne farete un altro paio. Bene. Sì, intanto fate il primo tra di voi e dopo vediamo. Dai Giulia. Dai, usa. Aiuto, dai tutto. quindi la 46 cancella soppressa. Allora, no, più che altro è cancellata perché hanno finito loro con Sì. quello che recuperano. Metti dentro, no, metti dentro Filippi e Castagnini che sono già vestiti I rossi. colori? Filippi, Jacopo, Castagnini, Francesco. Grazie mille. Dai Giulia. Dai Giulia, vai, vai. Giulia. Lunga, lascia lì. Dai Giulia. Dai. Dai. Finita. Dai. Allora ragazzi, la Giulia Cotta, vince Sofia. Per il prossimo incontro, all'angolo rosso Amato Giosuè e all'angolo blu Abudi Kassem. Vai, mezza sega. Mezza sega. Si preparano Bilancini e Ledri. Questa qui ce l'è.
Se fai il tuo movimento e dopo te che fatto così, anche la prossima ti questo, poi è un vizio ormai. Qua si poteva troppo male. Vero? Metti le schivature basta. C'è dei riflessi. Io Come? schiva tutte. Meno male che c'era il tempo. Tu buon caso. Si preparino bilancini e ledri. È arrivato da Dio adesso. Dai, mezza sega! Ho detto stop? Colpirlo da pietra e chi sei girato intorno ma non devi colpirlo dopo dico stop ok? Sì? No Abudi vince Josué non ha senso che come se lo dico io? Grazie. Prossimo incontro. All'angolo rosso Bilancini Pietro, all'angolo blu Ledri Marco. Dopo un quarto d'ora di Cosa? Pausa. Guarda che c'è pausa, Biban. Pausa adesso. Sì, ha chiesto Piero. Abudi, cosa stai facendo? Stai contestando? Allora vai via per sempre, Vabbè, non ti coglioni, basta. Tu sei l'ultimo qua. Ok? Non basta un cazzo! Quanti comanda, sono lì, chiaro? Devi imparare a stare alle regole e a stare zitto quando è il momento. No, dopo c'è una cosa. Faremo 2 volte dopo un quarto d'ora. Ma loro stanno preparando. No, non so, ma...
Signore e signori, incontro pari. Facciamo pausa, Piero? Ok, allora 10 minuti di pausa. Dopo la pausa, Biban, Olivieri. Adesso ti dico. Cos'è che vuole? Cos'è che vuole? 3 poi tuo, Mauri. Mauri. Mauri, prego. Ah, grazie. Voglio pensavo di vedere sul ring. Non c'era nessuno della metà? La verità è che c'è ne deluso. Io sono venuto per te. Ho capito, se nessuno viene a allenarsi. Prendo uno spazio. C'è quello che sarà a casa. Prendo per uno spazio. Ma se nessuno... Ma lui non viene in palestra? Sì, Io ho solo la maglietta qua. Ti piaceva solo fare merenda, solo la merenda, è scappato anche lui. facevano guanti insieme, dopo prima c'era il era sì, vabbè, dopo inizia a scrivere mi sono allenato Quella passa hai un coraggio qua di qua. Ragazzi, dai, che non c'è nessuna contestazione. Ok, fammi ghiaccio dentro. Quante volte mi ha chiamato
dire i capelli, forse si capelli. Capelli poi no. Buono, senza palle, Ciao. Quando vuoi venire? Quando vuoi venire lo sai. Quello sei incazzato. Perché se cominci in fretta, senti subito, magari ti passa anche la vita. Che è un movimento di però mi devo fare perché dopo il corpo vuole perché passa l'altra parte, quindi ci va. Evi! Vergogna come ricordare. Sì. Ieri sono fatto di merenda. Lasciato te i Kinder hanno tempo. Quanto è comodo. Sì. No, ma sono attaccati. No, la cassa. Questo? Ah, c'è il cavo. Quindi male che vada possiamo attaccarla. Ma tra l'altro l'altro microfono... Ma quella c'è è sempre Tiger. stata. Quella c'è sempre stata. Tutte e due c'erano finite, non si è neanche accorto. Sì, qua stiamo andando, saranno cotti ormai dalla temperatura. Una qua. Oggi è fatto bene. Mangi, l'hai spento tu? Cosa? Prova. Questo. Prova qua. Andiamo.
Riprendiamo col prossimo incontro. All'angolo rosso Biban Pietro, all'angolo blu Olivieri Diego. È un minuto? Adesso si vede. Si preparano anche Marchiori e Rustani. Ma si fa la batteria. Cioè. Dove ti risparmi? È entrato uno di fuori. Vai Diego! Esci da, esci da. Bello. Vai Diego. Chi è che c'è? Contro chi? Contro chi è? No, no, questo qua rosso contro... Ah, contro quello là. Senti che sembra. Non è rilassante. Non è rilassante. Dov'è l'angelo? Dai via per andare al ristorante. Oh, Diego, è partito! È partito! Oh, hai visto? Non va bene così. Così non va bene. Ecco, non esce. No. Colpi Diego, colpi. Oh, bello! Vai Diego, vai! Bello, bello. Bello, bravo, bravo. Vai Diego, vai, esci dalle corde. Vabbè, è sempre corto. Sei cazzatissimo qui. Però scrivo bene. Chi? Diego. No, non è male. Si allena bene. Gli tira i pugni, gli dai indietro, Bravi. Qua. Via. Bellissimo, allora primo round vinto da Pietro, secondo round vinto da Diego. Per cui 1-1 pari! Allora ragazzi, gadget al nostro Pietro che ci lascia per andare al ristorante. Lì dove mi mette a piazza. Per il prossimo incontro, all'angolo rosso Marchiori Damiano, all'angolo blu Rustani Claudio. Si preparano Volpato Roberto e Mengoni Massimo. Volpato. Hai detto Volpati. Angi? Mingoni, non Mengoni. Mezza sega. Ti ho detto che non Un errore di stampa. Come? Ah, si preparano. Andiamo qua. Angi? Vai. No, è che al posto dell'incontro a Budi Mattia mettiamo Jacopo. Dopo, ne parliamo dopo. Intanto lo salto. C'è il cambio adesso che c'è Volpato Mingoni. Dopo. Volpato Mingoni. Sì, questo sì. Segnato. Il 48 doveva essere a Budi Mattia. Ti ho detto un attimo. Lo- E su anche all'angolo adesso. Quindi il prossimo è all'angolo rosso Volpato, all'angolo blu se dico così va bene. Sta dicendo? Dopo ancora. No, ma... Vai Volpato. Vadi. Ci sta. C'è un match tutto l'attuato. Ma avete iniziato che sembrava che hanno fatto qualcosa in sospeso. Guarda, io sono cazzo. Ma non è che c'è qualcosa. Sì, ma sembra che
Ogni colpo era Vuoi cominciare il prossimo? Eh? Vuoi cominciare più sviluppato? Mi vergogno. Come fai a dire? Prossimo incontro. Cioè, all'angolo. L'angolo rosso, sviluppato Roberto, e l'angolo blu, Mingoni, Massimiliano. Io mi vergogno, quindi. Perché non vergognarsi? Ah. Sì, c'è anche questo. Nada. Ah, poi io conosco tutti quelli che sono. Sì. La gente sono bellissimo. Poi c'era un altro. Che c'è? Porto giù. allora, Proprio che cansata. Damiano ha dato tutto l'aiuto a Claudio tirando sempre sulla sinistra che era sotto il gira la testa. Signore e signori, vince Claudio. Prossimo incontro all'angolo rosso Volpato Roberto e all'angolo blu Mingoni Massimiliano. Mingoni e il nostro tutte e due siete vice campioni, fatemi vedere queste sapete fare. Si deve fare. Cartapesta e Mingoni. Mauri Mignolli. con duello. Mignolli Luca che ha fatto contro Buddi. Sto già preparando, allora. Vai Mauri! Ah, quello là che non viene sempre alle 11, no? Sta sempre. Dov'è? Non lo so prima. Dove andò? Bravi ragazzi. Ragazzi, ma ve ne siete accorti di quel che sta facendo loro? Si vede che sono tutte e due vice campioni. Si vede. Bravo! Guardate, magari c'è qualcosa da imparare. Prova a parlare Lo portano così così fermo. per buttare più e lo fanno in modo corretto. Non so mai come dire, via. Sono curioso. Oh, il ponte prenamente. Vai, Volpato. Difficile. Difficile la velocità. Vai la schiena. Ma dopo mangiato cosa si fa? Aspetta. Ma ve ne siete accorti del botta e risposta? Tutte e due hanno fatto il massimo. Pari! Sono tutte e due in tempo. Fai un attimo te per favore. Per il prossimo incontro all'angolo rosso Cattafesta Maurizio, all'angolo blu Mignolli Luca.
Bravo Roby. Signori, date da fare. Allora Maurizio, questo è da vuoto, questo è da vuoto, ok? State correttamente a fare il vuoto e io non ho niente da dire, ok? Signori, saluto. Per il prossimo incontro si preparino Malacarne e Ruaro. Già pronta. Qua chi vince? No, no. Ma qua non c'è mai Non ho avuto niente da dire, giusto? Cazzo, finalmente faccio l'arbitro completo. Signori, ultimo round. Signore e signori, qui la vittoria è di Maurizio. Per il prossimo incontro, all'angolo rosso Malacarne Emma, all'angolo blu Ruaro Alessia. No, guarda la diretta. Se devo fare anche io un po'. Se ci possono stare anche i ragazzi della mia età. Buona! Vai! No, no, papà viene a casa. Guardia! Apri appena aperto. Ma tra poco, tra poco. Facciamo vedere comunque tira poi il ballo. No, capito il morto?
Chiama mamma, adesso, adesso. Adesso devi fare. Ma io devo chiamare proprio adesso. Oh, interessante. Si menano. Però Emma non tira per nessuna mano, vero? Sì, anche, però non c'è per mano. Perché Emma non tira sulle mani, non tiene la spalla su. Quello. Ci sono tante volte. Guarda i due colpi fatti bene, ma muoviti sempre, sempre. No, perché non ci conosco. Cioè, amica. Oggi. Mi conoscono un bel po'. 5 persone, siamo metà di 2 spettatori. Perché non si vede neanche bene. Si vede grandino. Ragazzi, Pari. da Alessia sappiamo chi è. Ma sta ragazzina, che oggi è cresciuta molto, merita un premio. Pari! Brava, molto brava Emma. Cos'è? Per il prossimo incontro all'angolo rosso Canteri Luca, all'angolo blu Pasquetti Zeno. Fermo. Sarebbe stata una testa bassa. Ma si lascia la palla. Non sarebbe stato un bel male perché guarda, qua. Ma io sono qua. Qua perché ha fatto qua c'è quelle cazzate lì. Vince 0!
Prossimo incontro all'angolo rosso Giulietti Alessio, all'angolo blu Tansi. Si preparano per il prossimo incontro Filippi Jacopo e Castagnini Francesco. Fuori. Scusa Piero. Secondo. Box. Perché? Anche ma perché quello che fai il secondo round non lo fai anche prima? Signore e signori, incontro pari. Per il prossimo incontro all'angolo rosso Filippi Jacopo, all'angolo blu Castagnini Francesco. Si preparano Meneghini Sofia e Zuccotto Marta. Quanti mezzi ci sono ancora? Una decina.
solo a divertirsi. Lui pensava di poter fare qualcosa, perché lo sapete che studia in un'altra regione per cui non si allena neanche, per cui parli, dai. Prossimo incontro all'angolo rosso Meneghini Sofia, all'angolo blu Zuccotto Marta. Vuoto stavolta, Saluto. Angoli. Vai! Che risultato volete che vi dia? Vi do un pari, via! Per il prossimo incontro all'angolo rosso Canteri Luca, all'angolo blu Stefanello Mattia. Saluto. Iniziate con le box. Gli agonisti indietro, più scorretti. Al 50 non ti ho dato modifiche, vero? No. Per la prima volta è stato corretto. Adesso nel secondo si scatena. Meriterebbe di vincere solo per non aver fatto come
bravo Mattia. Box. Francesco finalmente Pasquetti non ho Zeno. dovuto fare chissà cosa. Finalmente ho fatto l'arbitro che non fa cazzo. Signore e signori, vince Mattia! Poi è 54 dove ci sono ancora loro, dimmi. Mingoni Volpato, 50. Ok, 54 mi metti Filippi Stefanello. E dopo ti dico come modificare. O mantieni tutti e due i piedi fuori e non sali sui tappeti. Ok, sì. Al prossimo incontro, all'angolo rosso, Ledri Marco, all'angolo blu, Vecchiato Enrico. Ledri, hai preso dei colpi? Tieni sulle mani, tieni sulle mani, capito? Non puoi fare tutti gli altri con le mani. Sento fatto. Dai, via. Ma Enrico ha fatto le preziosità. Nel primo round pochissime, nel secondo ne ha fatte di più. Vince Enrico. Per il prossimo incontro, all'angolo rosso, Castagnini Francesco, all'angolo blu, Pasquetti Zeno.
Si preparano Lorenzoni e Ruaro. Lorenzoni e Giulia. E il Ruaro che? Alessio. Alessio. Azz, che sfida, Giulia! Chi vince? C'è Alessio. Alessio che? Sì, se mai se non ce la fa. Sta andando bene. In caso non gli escludiamo, che noi siamo quasi finiti. Ok. Ho sbagliato. Andrea. Sì. Non è? No. Che si dicono parolacce. Primo round, secondo round. Lo meritano tutte e due. Mari! All'angolo Lorenzoni Giulia, all'angolo blu Ruaro Alessio. Prossimo incontro all'angolo rosso Lorenzoni Giulia, all'angolo blu Ruaro Alessia. Ma come fai a dire? Come fai a dire? Nomi italiani. No, no, sai cos'è? Ecco, potevi sbagliare appunto il nome. Di dire, no, di dire tipo il... no, tipo... Zuccotto, qua. Malca... vedi qua. Lo leggiamo insieme prima se vuoi. Malcarne. Malacarne. Ah, malacarne. Come lo leggi prima a me dico se è giusto. Adesso non ci stavamo. Lo so che... Se vuole convincere, ah, che bello come appoggiare. Oh, si vede tutto adesso. Adesso sono tutti sul lato. C'è l'albero. Che fatica. Quanto c'è l'incontro? Al posto di un Jacopo qual è? Mai visto? Cioè, ho visto. No, perché intanto non viene. Infatti. Perché una volta lo vedevo. Davide.
Ciao Victor, vai a casa? Ciao. Sì, anch'io c'ho fame, ma aspetta, resta... Sei Jacopo Mattia tra poco. Ma come si chiama la diretta? Accademia Russa. Magari non c'è di caricare la diretta. Questa mai potremmo andare storto. Sì, dico che... Allora, 54 abbiamo detto che facciamo Filippi Stefanello, ok? 55 c'è, il 56 lo depegni, Perché? dopo ti spiego. Il 57 è Giulietti Vecchiato, giusto? Vince Alessia, però Il 58 si sta lo depegni. comportando bene anche la Giulia. Vince Alessia. Vabbè. Ok, e dopo in coda mettiamo l'ultimo di Jacopo e di Francesco, non so con chi, adesso vediamo, ok? Siamo... Ha vinto Alessia, vero? Sì. Per il prossimo incontro all'angolo rosso Amato Giosuè, all'angolo blu Pasquetti Zeno. A Zeno? Di nuovo, come detto. Ciao Victor. Brava Giulia. Sto buzzito. Ah! Che la bevo. Fammi guardare il film. Ma che non sono qui. Anche quello rosso è bravissimo. Ma mi ha detto che... Sono protagonisti questi. Ma prima ha detto che magari lo faceva in un'altra palestra. Ma no. Fare Sì, sì, lo so. Vedete, manco gli ha battuto il pugno. non ce l'aveva con lui. Lo so. Brava. Sì, bisogna tenere premuto. Sì, bisogna tenere premuto per accendere. E se io premo basta. Angelica, no? Lo spacchi così. Ah, c'è la bomba. C'è la bomba. Dico, si deve preparare. Si deve preparare. Amato, Bilancini, mi è difficile. Tango. Senza la G. Tango. Bilancini e Fano. Ma sono già lì. Allora. Poi dopo c'è l'infinito. No. Dice scusa. Bilancini Fano e poi dopo. Quindi chi è che c'è l'angolo rosso? Ah, per ora. Sì, ma forse vado con Piero, quindi perché c'è tutta la roba al massimo. Poi c'è la GP anche. Ok, stop qua. Era il secondo primo. Sicuro? Attacco Zeno, No. siamo da parte. Cioè, abbiamo già fatto Sicuro? parte. C'è tanto da fare. Signore e signori, vince Giosuè. Oh, bravo! Prossimo incontro all'angolo rosso Bilancini Pietro, all'angolo blu Tansi. Chi si deve preparare? Chi si deve preparare? Si deve preparando? Sì, si deve preparando.
Quanti mezzi ne è ancora? Mattia e Jacopo. Sono curioso. Tan contro chi è l'altro? Ah sì, poi. Sì, ho capito. Ma comunque Pietro, giusto? Tanto non te lo però. Sì, no? È forte, sì. No, stanno già preparando. Vedi? Che pressione. Sono più forte di te, guarda. Ci sono Mattia e Jacopo. Alessio e Enrico. E dopo Adesso Enrico. Non posso fare il prossimo, capito? Basta. Ehi là! Fanno senza casco. Fanno senza casco gli altri. Il main event. Abbiamo il main event. Non lasciare fuori le braccia, non lasciare fuori le braccia. Tutti possono avere le palme? Sì. Ok, qua ragazzi, qua. Allora, il primo round l'ha fatto Pietro. Il secondo round, come al solito, l'ha fatto Steve. Perché lui il secondo round è il fatto. Ok? Pari! Per il prossimo incontro all'angolo rosso Filippi Jacopo, all'angolo blu Stefanello Mattia. Basta devo preparare chi? Ah, senza casco. È vero che me l'hai detto. Perché senza? Ah, ho collegato indietro. Oh, bello. Chi c'è dopo? Chi c'è? Sta già preparando, sì. Dai. Bello. L'ha schivato di Jacopo. Ma facciamo un po' di riflesso. Guardate. Mi sa perché un cazzotto, Mattia. Stare attento perché Jacopo non è male, cioè, ma che lui è un vice qualcosa. Cosa? Me l'ho scoperto ieri. Io non ho contestato niente. E il Mauri. Quanti ne manca? Pochino. 3. Il migliore. Gli altri qua all'altro sono il migliore. Sì. No, grazie. Sì. Ma, oh, bello. Quella del 3. 4.
Ragazzi, io non me la sento né di dare... Pari! Per il prossimo incontro all'angolo rosso Malacarne Emma, all'angolo blu Zuccotto Marta. Vai! Signore e signori! Signore e signori! Signora, sì. A lei mamma anche Paradenti, dove l'hai messo? Richiamo ufficiale, ha già perso il primo round. E se non si muovi per il secondo hai perso già da subito. Mangi? Allora recuperiamo qualcosa o basta? In coda. Ci sono loro, ci sono Alessio, Enrico e basta. Esatto, e poi metti Jacopo, Vai! l'ultimo lo fai con Giosuè, quindi metti Filippo Amato e poi Canteri, Castagnini, poi abbiamo finito. Ok, resta un round, perché se l'è mangiato tutto. Il primo round lo ha perso lei. Box! Allora, vabbè, dopo stoppiamo. Non senti il dolore che sento io. Assurdo. Vai Emma! Emma tira un bel po' di fiato. Marta, non devi toccare, Ah, è vuoto. Come non tocca lei? Non devi toccare tu. Ma è vuoto. Ha detto che non bisogna toccare. Stavo pensando proprio adesso. Ok, stop. Qua. Guarda, te lo stai mangiando perché te lo sei perso. Un round lo hai vinto. Pari! Per il prossimo incontro all'angolo rosso Giulietti Alessio, all'angolo blu Enrico Vecchiato. Se qualcuno che mi danno un po' di d'acqua, sei qua, non dicono mai, io non può E sono altri due e poi è finito. ma mi così adesso, non dopo. No, ti ho dato una comunicazione di servizio. Con calma, Piero. Oh, un L'ha cammello. bevuta tutta. Ah, io. Ma, Un mezzo litro così. easy? Così? Tutti che vanno a farsi la doccia. Ovviamente. Quindi si fa. Cos'è vuoto? Colpo leggero. Combattimento, cioè i guanti leggeri. Caschetto. Caschetto Se il colpo Giosuè. perché tu se quando combatti, se ti fai una ferita,
Ah, come si fa? C'è una richiamo. Cosa c'è dentro le chiavi? Le AirPods. Sì. Non sono quelle vere. Non è vero. Non sono quelle dell'Apple. Non è vero. Non sono dell'Apple. Quelle dell'Apple dovrebbe essere lungo. Queste sono quelle nuove. Le GB. Ah, ma è vero che hanno creato quelle nuove. Ma come fa? Ok. Come quelle le altre. Ragazzi, sarà perché siamo sotto il sole, sono stanchi anche loro come me. L'impegno ce lo mettono. Bari! Penultimo incontro. All'angolo rosso Filippi Jacopo, all'angolo blu Amato Giosuè. È il Santi. penultimo o l'ultimo? Penultimo. Ma che arriva l'ombra. Sì, però State fermi, dai. È che Jacopo, giusto? Non porta neanche punti lui. Forse mi porta. Vero? Sì, sì, questo. Cosa fai? Non l'ho visto carriera. Cosa c'è dopo? Chi si deve preparare? Quanto chi è? Dimmi chi sono? Luca Castagnini Francesco. Canteri Luca. Chi è lui? Che non dici sì? No, ma questo c'è l'altro round. state facendo casino, non siete stanchi? Cassino. La stanchezza? Ma si è appena venuto. Sì, tranquilli, tranquilli. Un secondo. Ma fuori, dicono quelle volte fuori secondo, cosa vuol dire? Gli allenatori devono uscire dal ring. Oh bello! Oh Giuseppe! Sono scaldati un po'. Buttate avanti, porta i colpi! Ha vinto Giuseppe. Ha vinto Giuseppe. Vediamo come fare. Secondo me ha vinto Giuseppe. Oh! Dai, tira un colpo però quando è schiamato. Oh! Oh! Però adesso... Bello! Carico! Non posso dire che per loro posso essere buono. Hanno cercato la battaglia tutte e due e uno solo l'ha vinta. Giosuè. Ultimo incontro. All'angolo rosso Canteri Luca, all'angolo blu Castagnini Francesco. Hai perduto il pallone.
Ciao Luca! Bello! Bello? Adesso non capiscono alle corde tra virgolette. Sono bello come Raulo. Vedo un po' di coglione all'altro questa persona. Francesco. Guarda un po' di coglione all'altro. Ma tu che lavoro fai? Informatica. Cioè? Ufficio? È bello? C'è l'aria condizionata. Ok, ultimo round della giornata. Box! Boxing. Ho fame. Adesso cosa ti mangi? Non lo so, bisogna andare sul web. Però non è più tutto. Lo so, appunto. Pizza o carne? O pasta. Pasta? No, la pizza no. La pizza non lo so. Non mi piace. Luca, direi. Mi piace. No, mi fa schifo. Stai prendendo per il leccione, sai? Signore e signori, vince per squalifica Castagnini! Vai, perché? Sempre questo.